Si è svolto oggi a Palma di Montechiaro un incontro dal titolo Amministratori sotto tiro e contrasto alla corruzione, durante il quale è stato presentato il rapporto annuale di avviso pubblico sulle intimidazioni mafiose agli amministratori locali, in cui vengono elencati il numero delle minacce fatte dalla criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali. Presenti oggi i sindaci della provincia di Agrigento, il prefetto Nicola Diomede, il presidente di Avviso Pubblico Roberto Monta, quello del centro studi Pio La Torre, Vitolo Monaco, a fare gli onori di casa il sindaco di Palma, Pasquale Amato. L'iniziativa dei sindaci che siamo in prima linea e viviamo le sofferenze da una parte di una comunità che ha crisi anche di ordine economico e occupazionale, ma soprattutto della violenza. Una violenza che tenta di misurarsi con le istituzioni ed è inaccettabile. La violenza va relegata non solo a un ruolo di marginalità controllata e messa a tacere, e quindi noi chiediamo un cambio di passo allo Stato. Lo stiamo facendo con delle proposte, perché da una parte la solidarietà è necessaria, ma è anche opportuno rivedere le regole se sono utili a contenere questo fenomeno inammissibile. E questo è un momento importante perché innanzitutto porta avviso pubblico in questa terra, che è una terra che è stata profondamente segnata da atti di intimidazione. La Sicilia, non solo il comune di Palma di Montechiaro con i fatti recenti, ha nel nostro report che noi produciamo a livello nazionale la più alta percentuale di atti di intimidazione. Ogni anno, nel 2014, ogni giorno un amministratore, un funzionario pubblico è stato oggetto di intimidazione. L'83% di questi sono atti diretti, sono minacce violente alla casa, alle auto, con incendi, sono aggressioni, sono invio di proiettili, sono danneggiamenti al patrimonio pubblico. È una questione che oramai dal nostro punto di vista attiene alla Costituzione e alle garanzie che la Costituzione riconosce ai cittadini attraverso le istituzioni. Ed è per questo che come Rete Nazionale editiamo questo report e siamo vicino ai tanti amministratori che anche in queste settimane in Sicilia e in Calabria mettono a repentaglio la propria vita e le proprie famiglie per continuare a fare con disciplina e onore assolvere il compito di amministratore. Questa manifestazione qui vede lo Stato presente, lei ha fatto un intervento di una nota che è arrivata anche dal Quirinale e dal Ministero a sostegno dell'impegno verso la legalità dei comuni. Allora, quel documento lanciato dai sindaci della provincia di Agrigento rispetto al fenomeno che poi li vede purtroppo diretti destinatari degli atti intimidatori è stato come dire, assolutamente raccolto da me. I sindaci l'avevano anche mandato alle istituzioni, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, allora ho avuto telefonicamente un ritorno da parte della Presidenza della Repubblica che stanno seguendo assolutamente questa problematica. Non è una problematica che è solo della provincia di Agrigento, quindi stanno seguendo questa problematica e hanno dato assolutamente attenzione a questo documento. Nel solco di questo la Prefettura continuerà a seguire e, come ho detto nell'intervento, il fatto che ci sia una così grande condivisione e coesione fra i vari sindaci di questa provincia certamente riuscirà a portare dei buoni risultati.